Vangelo secondo Matteo, capitolo 18. Chi è il più grosso? In quel momento tutti i discepoli si accostarono a Gesù e le ricettano: chi è il più grosso dentro il regno dei cieli? Gesù stesso, dando chiamare vicino a esso una creatura, lo facette mettere in mezzo a loro e dicette a tutti e due: io vi posso assicurare che se pure voi non cagnarrite a capa vostra e non addiventerete pure voi come a questa creatura, non potrete mai trasere in regno di Dio. Per questa veriga, chi si farà piccirillo come a questa creatura, chi sarà più grosso in regno dei cieli. E chi accoglie pure uno solo di tutte queste creature, rindo nome mio, chi sta accoglie pure a me. Contro lo scandalo. Chi invece scandalizza pure uno solo di questi piccirilli, che credono rindo a me, sarebbe assai meglio per esso se la prendessero in canna una mola, come a quella che fa girare una ciuccia, e venisse buttata rindo o zuffondo al mare. Guai a questo mondo per tutti i scandali che saranno. In questo mondo i scandali non ci staranno sempre, ma guai a quell'uomo che fa imparare a fare un'infamità. Se a mano tua o per tua occasione scandali, tagliala e buttala lontano da te, perché è meglio per te trasì rinda la vita con una mano sola o con un vero solo che io a fornire in da casa diavolo con tutte e due le mani o con tutte e due le piedi. Se l'occhio tuo addiventa per te un'occasione scandalo, scippala e buttala assai rasata a te, perché è meglio per te trasire in da vita con un occhio solo che da nei due occhi essere buttato in da fuoco casa diavolo. State attenti a non smerdiare nessuno e queste creature semplici rinda la fede, perché vi posso assicurare che all'angelo loro guardano sempre la faccia del Padre mio, che sta in dei cieli. La pecorella persa. Che ve ne pare? Ricetta ancora Gesù. Se non te ne 100 pecorelle e ne perdo una, non lascerà forza tutte e 99 sicuro in coppa al mondo per gli a trovare quella pecorella che si è spersa. E quando pochissimo l'avrà trovata, nata volta, vi posso assicurare che sarà assai più priata perché la pecorella che ha trovato, che no per tutte quelle di 99 pecorelle che non si era persa. La stessa cosa succede in cielo, non so Padre vostro, che non vuole che si perda manco uno solo, e tutte queste persone assai semplici. La correzione, fratello. Se un frate tuo ha fatto una mancanza contro te, vallo a trovare e fallo capire a quattro occhi o sgarra che ha fatto, senza lo far sapere all'altro. Se frate ti starà a sentire, tu avrai fatto una cosa buona per frate tuo. Se poi questo non ti starà a sentire, tu vai a chiamare uno o due persone insieme con te, perché ogni cosa dovrà essere decisa innanzi a 2 o 3 testimoni, come sta scritto pure in delle scritture. Se questo non vorrà stare a sentire manca a loro, tu falla sapere tutta l'autonanzia. Se poi non vuoi stare a sentire manca all'autonanzia, trattala tanto come un pavane e come un forastiero. O perdono cristiano. Io vi posso assicurare che tutte quelle che voi agnerite in coppa a terra sarà agnate pure in cielo e tutte quelle che voi accordarrete in coppa a terra sarà accordate pure in cielo. E vi dico ancora che è stata cosa, se due e voi in coppa a sta terra si accorderanno per dire qualcosa o padre mio che sta in cielo, va darà certamente, perché addosso hanno 2 o 3 unite a nome mio, io sto in mezzo a loro. Parabola lo servo crudele. E stesse danne, Pietro si accostava a Gesù e le ricette. Signor, quanti voti ha già perdonato frate mio? Si chiste per carrà contro me? Zina a 7 voti. Non ti dico zina a 7 voti, le ricette Gesù, ma zina a 70 voti 7. E contai poi allora che sta parabola. O regno dei cieli si può rassomigliare a un re, che volette fare conto con tutti i servi suoi. Quando ha cominciato a fare conto, le portai innanzi uno che aveva restituito più di 10.000 monete d'oro. Ma quando se ne adunai, che chi non poteva pagare chi lo rebete, a così grosse per esse, comandai che fosse venuta a esse a moglie sua e tutte le figlie che teneva, e così pagasse tutto il rebito. Ma chi lo serve si buttò innanzi ai piedi suoi, e denucchiato supplicava dicendo: Patrò, circa viene poche pazienza conmigo, che io a poco ti restituirai tutto il rebito. Il padronetto pietà a essa, e le scassai tutto il rebito che aveva a pagare. Chiste invece, come a scette fuori, trovai un compagno suo,
che l'aveva restituita una somma denaro assai piccerella. Chi se l'afferrai in canna, o stava quasi strafugando nelle ricette. Pavamo subito quello che tu marà. Chi lo compagni suoi, puttana sentera, si mettette pure chissà lo supplicare dicendo, non mi strafugà, cerco solo avere un poche pazienza con me, e poco a poco ti restituirà tutto quello che ti aggerà. Ma chissà non volette sentire, ragione. Senza nessuna pietà o mannà in galera, sino a quando non avete a scontare tutto chi lo debita. Quando avrete tutto quello che stava succedendo, la riserva, s'addolorai e corrette innanzi al re, e le containe tutto quello che era successo. E stessa danna chi lo re facette subito chiamare un'altra volta a chi lo serve e le ricette. Serve infame. Ma come? Gli da giù scassare tutto chi lo reputa così grosso, perché tu mi avevi priata, e perché non hai avuto pure tu pietà e chi lo compagni tuoi, a così come mi hai avuto pietà di te. E tutto indussacato mettette in galera, sino a quando non avesse scontato tutto il rebete. La stessa cosa farò pure padre mio, che sta in cielo, a ognuno di voi, se non perdona a ride con tutto il cuore vostro o frate vostro.